sweet taste of reward. Is it better than it was before? She's a dark, dirty girl in a world that tells her just how she should live. It's so easy to ignore. Push the limit just a little more. She would die for the chance just to change it, but she's got no more to give. When the lights go down, it becomes a very Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo al Biker Fest International 2022, evento internazionale che dopo varie tappe in giro per il Friuli, ora si tiene da un paio di anni a questa parte a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. E tra le mille varie cose che offre c'è anche la possibilità di provare qualche mezzo interessante tra le principali case costruttrici. È uscita già da parecchio tempo, più di un anno ormai, ma non avevo mai avuto modo di provarla. È la Honda CMX 500 Rebel, il piccolo bobberino bicilindrico di casa Honda. Questa moto mi è sempre piaciuta perché rispetta molto i miei gusti, ovvero sostanza senza troppi fronzoli. Tuttavia la piccola cubatura del motore mi lasciava un po' perplesso, ma come vedrete mi sono dovuto ricredere. Dopo un veloce appello e un briefing da parte dello staff Honda, gentilissimo e molto disponibile tra l'altro, siamo saliti in sella perché partiamo per questo girettino. Però ne abbiamo, ne abbiamo Rebel, ne abbiamo, grande. Ne abbiamo un po', ne abbiamo un bel po'. Mi fa un ridere quello scooter lì. Ritengo che il clacson sia in una posizione un po' scomoda, sinceramente, perché è veramente troppo attaccato alle frecce. Secondo me dovevano invertirli. Ecco, è vero, sono invertiti. Il clacson di solito è sotto e la freccia è più visibile sopra, sono invertiti. Finalmente un po' d'aria. Comunque, allora, le gambe ce le ho troppo rannicchiate, ma questa è una colpa mia, nel senso che sono alto 1,86 e per me è piccola la moto. Però spinta ne ha veramente tanta, non avrei dato un euro. No, ma deve essere 500, questo non può essere 1000. Freni ne abbiamo. Perché abbiamo fatto 2 volte sta rotonda? Oh, ecco, ho trovato un difetto. Probabilmente dovevano inclinare un po' di più il contachilometri, perché è accecante, è veramente accecante. In qualsiasi posizione mi metta comunque mi acceca. Ma per me non è 500 questo, dai, non può essere 500 che spinge così tanto. Con le pedane un po' più in basso, più in avanti, secondo me sarebbe stata bestiale sta moto. Oh, certo che gli dà questo con lo scooter, però. Il 500 ha un motore da Madonna. Fine. Se invece è la 1100, allora devo criticare i freni perché sono veramente sottodimensionati. Un po' breve il giro di Honda, però veramente un gran mezzo alla Rebel.
Ai bassissimi giri praticamente neanche si sente, eh. No, ma non può essere il 500 questo. No, adesso io devo capire se... 500 o 1100 questo. Che cazzo non riesco a capire.